Valeriano Bottero, l'imbianchino di 52 anni residente a Castelfranco Veneto, tragicamente caduto da un'impalcatura e morto sul colpo, è solo l'ultimo di una serie di episodi tragici che hanno strappato la vita a uomini e donne mentre stavano lavorando. La CGIL di Treviso per la prima volta parla di possibile mobilitazione degli ispettori del lavoro, cronicamente sotto organico, ma anche spesso destinati ad incarichi incompatibili con le loro competenze. Molto probabilmente si arriverà anche a una mobilitazione dei lavoratori dello Spisal, perché anche qua i lavoratori dello Spisal vengono utilizzati a rotazione senza dare come dire, una formazione specifica a questi lavoratori. Ci si è trovati in alcuni casi con i veterinari che vanno dentro i cantieri dell'edilizia o dentro alle fonderie. Secondo Visentini i numeri sono mortificanti. Ogni azienda riceve una visita di controllo Spisal una volta ogni 10 anni. Il che vuol dire che anche se io mi prendo una multa ogni 10 anni, per il resto, come dire, se non mi succede nulla di grave, l'ho sempre scappolata e ho risparmiato molto. La sicurezza, che è un costo per l'azienda, viene così di frequente bypassata. Alle dichiarazioni del segretario generale della CGIL di Treviso risponde il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi. Noi siamo passati all'inizio del 2021 da 18 tecnici della prevenzione a 32 tecnici dello Spisal e noi avevamo un obiettivo di cantieri edili di 463 visite fatte, quindi controlli, verifiche, accompagnamento. Siamo già arrivati ad oggi, che non siamo ancora ad ottobre, a 639. Quindi abbiamo aumentato rispetto all'obiettivo che ci era stato dato. Abbiamo un obiettivo complessivo di 2150 cantieri, siamo già vicini anche a questo, con gli ultimi 3 mesi la raggiungeremo senza problemi e quindi con i giovani tecnici che hanno voglia questo problema non esiste più. Lo dico alla CGIL perché ogni volta continuo a ribadire sempre le stesse cose sapendo benissimo che non è più così.